Beh, da parte mia massima solidarietà al sindaco Mario Conte. Essendo sindaco anch'io posso capire quella che è la difficoltà nel gestire, nel trovare una soluzione a questo disagio. Eh, Quello che dico io è che non deve sfociare tutto come se fosse una diatriba politica, ma bisogna cercare di trovare delle soluzioni assieme, perché molte volte, anzi la maggior parte delle volte, i sindaci hanno le mani legate, hanno risorse limitate, ci sono sempre più famiglie che sono in difficoltà, e trovarsi in queste situazioni, magari anche con delle diatribe che possono sfociare, come in questo caso, anche nella politica, insomma, non aiuta sicuramente né il sindaco né i migranti stessi. I sindaci quindi hanno le mani legate su questo, lei dice, e quindi a volte sono impotenti di fronte a questo fenomeno migratorio. Tante volte sono impotenti di fronte a questo fenomeno migratorio proprio perché non ci sono le strutture, non ci sono le risorse, ed è un problema, insomma, che coinvolge non solo Treviso, ma anche, sentendo anche altri sindaci. E i sindaci in questo caso vanno aiutati, vanno supportati, perché la maggior parte dei sindaci non è che non vuole risolvere il problema, lo vuole risolvere. E senta, chi è il vostro interlocutore? La prefettura, il governo, l'Europa? Chi si sente di lanciare un appello immediato per cominciare a risolvere questa questione? Beh, ovviamente per noi la prefettura, che so che sta già lavorando molto su questo tipo di problematica, e stanno già mettendo in campo delle azioni concrete.